abbiamo regalato la storia di un importante ente, forse il più importante ente della regione, come diciamo dal punto di vista geografico. La Regione Veneto secondo me meritava di essere raccontata, perché 50 anni sono una storia. Molti istituti, molte istituzioni celebrano la loro storia e diciamo forse la Regione aveva bisogno di questa riflessione su questi anni. Innanzitutto cementa ancor più quello che è già il fortissimo legame tra sede regionale RAI del Veneto e Consiglio regionale e di fatto rappresenta e formalizza il senso di un servizio pubblico per quanto riguarda la RAI, legato ovviamente alla storia, alle immagini e agli eventi e quindi alle attività sia della nostra redazione sia della nostra teca, e per quanto riguarda il Consiglio regionale certamente anche la testimonianza di un'attività che nel corso del tempo si è unita alle necessità del pubblico veneto, sia nostro e sia come utenza per quanto riguarda il Consiglio regionale dei cittadini. Le immagini sono la cosa forse più accattivante, molto più di un libro, molto più di un testo, perché le immagini innanzitutto ti fanno vedere com'erano le persone, fanno rivivere le persone. Ci sono personaggi che non abbiamo mai conosciuto e li abbiamo sentiti parlare, abbiamo sentito la loro voce, il loro pensiero, e questa è una cosa importantissima e bellissima. Credo che se si potesse istituire un canale tematico regionale, vale a dire dedicato soprattutto e specialmente alla Regione del Veneto, come in quota parte era già stato previsto peraltro nei contratti di servizio, sarebbe ideale. Potrebbe anche essere un'opportunità sia per sollecitare questo tipo di sbocco distributivo, sia per sollecitare l'impiego dei contenuti di teca RAI regionale attraverso una distribuzione mirata per esempio nelle scuole o in quegli ambiti di studio che potrebbero certamente arricchirsi e avvantaggiarsi di una così ricca e puntuale cronologia degli eventi della Regione. Spero che piaccia e soprattutto dà un'immagine, come ha detto il Presidente Zaia, dove tutti hanno concorso nell'autogoverno, nel regionalismo e nell'affrontare poi quelli che sono i temi sociali dei cittadini, i temi che diciamo i cittadini hanno più a cuore.